È lei, Atina Covassi, 18enne carnica, doc di Ovaro, la più bella della regione, studia tecnica dei servizi sociali, è alta 1,75 m, ha un sorriso che conquista, ma da buona montanara preferisce i fatti alle parole. Conta anche il carattere di una persona, non solo la bellezza. Non ti ho visto la lacrimuccia, di solito le miss la fanno. Non so cosa dire, sono un po' emozionata. Senti, andrai a Salsomaggiore? Sì. E dalla Carnia a Salsomaggiore è lunga in tutti i sensi? Sarà lunga, sì. Mi sembri molto concreta, non mi sembri una ragazza frufru, mi sembri molto concreta, molto carnica. Ho sbagliato? No, è giusto. Non so cosa dire. Con quel sorriso infatti non occorre che dica niente. La passerella è stata per lei un trionfo, come per le altre 30 concorrenti, quasi tutte giovanissime. Vivace lo spettacolo condotto da Zippo e Clizia, spettacolarmente atletici come sempre i Dream Maker ed esilarante Alessandro Fulin nei panni della professoressa di Tuscolano resa famosa da Zelig. Numeroso il pubblico nel Parco delle Rose, nonostante il concomitante concerto di Zucchero e un minuto di silenzio fatto osservare in memoria delle 2 vittime del maltempo di una settimana fa.